Sì, sono una rom. Che cognome fa? Udoro Silvana. Lei non è una zingara qualunque, ha 65 anni da 40, non vive più in una roulotte ma in una casa, questa, a Treviso. In compagnia di 3 dei suoi 26 nipoti e bisnipoti ci invita ad entrare, confida di stimare Matteo Salvini e il suo censimento sui Rom. Proposta per Rom sembra che come Hitler che è venuto una volta e ci metteva un campo concentramento e ci ammazzavano tutti quanti. Ebrei e zingari erano sotto mira di loro. Io penso che Salvini non è così. Io lo vedo giusto quello che sta facendo da una parte, però no che prende diti, timbri, schede di cittadini italiani e rom che sono tanti anni qua per tutta l'Italia, che sono cittadini, che hanno sue case, che hanno lavorato, poveretti. E quando le si dice che noi italiani il più delle volte si pensa agli zingari come ladri, truffatori ed estorsori, rivela. Non dico che siamo angeli, ma nemmeno non siamo diavoli. Il censimento con la polizia andrebbe fatto anche in sede parlamentare, soggiunge. Diventano peggio di rom, diventano peggio. Cioè ladri? Ma ladri, sì, carissima, ladri, hanno derubato. Non è che sono andata io dentro, ma si vede su televisione, parlano loro tra loro. Però loro non si mangiano tra loro. Lupo la sua carne non la mangia. Nel frattempo, tra gli zingari del resto d'Europa si sparse la voce del censimento italiano, generando una paura diffusa, racconta. Hanno paura a venire, hanno paura a entrare, perché hanno visto, secondo loro, che l'Italia è più pericolosa per Rom. Che Salvini vuole fare come Hitler che faceva una volta, che prendeva tutti i rom, li schedava, li faceva, e questo hanno molto paura per questo. L'invito a Salvini di tornare a Treviso per trascorrere insieme a Zaia una giornata con lei e la sua famiglia affinché possano conoscere meglio gli zingari e le loro tradizioni. Per incontrare anche Zaia, anche Salvini, con gran piacere, che gli offro un buon caffè, che parliamo, che devono vedere cosa significa Rom. Rom significa amore, perdono, molto, amore e perdono.